Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, de su 2018, articolo 22. In sa puntata di oggi, eus a visitare sa baronia, in sa costiera nord-orientale dell'isola, e sa Bravagia. Come incendi de sa vita dei Gartetti, luogo a un di su premio Nobel Grazia Deledda, era ambientato su libro su più famoso, Canne al vento. In Suburgu, eu visitao sa Gresia de Santuperdu, in noi devunti ancora s'avventuras de sedadi medioevali, e su Castello Malicas, fatto a Senghizzu del su 1900. De Ingunisi, se ho torrato in centroterra, possiamo stare sa mizza del su Gologone, in su sarto di Oliana, e a Goa, in sa capitale de sa Bravagia, Nugoro, in sa città di Nugoro, e ho visto sa Gresia de sa Solidae, in questa interrata sa scridora Grazia Deledda, e su Monte Ortobene, con sa statua de Brunzu de sa Redentore. A Goa, si è andato a scoprire il suburgo antico dell'Ollove, a varrao intatto delle sedati medioevali. Poi a Cabai, si è andato a primo in suburgo abbandonato de Prattobello, in su sarto di Orgosolo. E a Goa, e ho visto il sito su de dati in Uragesa de Madau e Gremano, in su sarto de Vonne. Benei Gunnoso. Siamo in sa baronia, in sa regione de sa Sardigna, centro-nord-orientale, onde mari e monti si s'agattanta. E esu sceverau una di sbiddas più bellas e sinzillas de tottu s'area. Garteddi esti nascia proprio in mesu de su monti tutta vista, che esti unu monti chi ariboga o pillu meda fossili, difatti si beni riconsiderato come uno dei siti paleontologici più importanti in Italia. E Sabaddi che è interessata de Sarriu Cedrino. Ma doiesti un'altra cosa importante, Garteddi è conosciuta in tutto il mondo grazie al suo fatto
chiesti sul luogo onde Grazia Deledda, che è stata a premio Nobel per la letteratura in su 1926, ha riambientato sul libro supru connotto che è Canne al vento. L'ispirazione è bene proprio per il fatto che Grazia già è devitichetta veniva ad ogni anno in noi a passare vacanze in una famiglia di amici. Grazie a questo fatto, oggi Garteddi è considerata come un varco letterario. A Sacabu des annumilli si decide di fraigare una gresia noa, prumanna, che depperi ospitai Saseu. E cominciano a traballusu. Traballusu che non hanno accabai mai, poi era spacciai su di noi. Però ancora può subire arrastosu de questa gresia mai accabata. E sti subsidi, questa fatta con perda de graccari, parti del suo transetto che oggi vunti stati inglobati in su muro del suo gimitorio nuovo. E chi de piaressi sa no a Seo, l'uscioso pure poeta ai latus antivatto du sarcofagus. In uno bieso entrus una croce e in satru doiesti su bastoni pastorali, dunque proprio su simbolo del suo bispo che di apperessi interrao proprio in Cunisi. Però a seguiu a essi logo deseo sa gresia antica de Santuberto. Un'altra cosa sicuramente interessante è la presenza de Sadurri campanaria che è proprio stesiara dei edifici principali. Esti nadurri in stili medioevali e stati avata probabilmente in Sacabu del su 1100. La storia dei Garteddi è antica meda. Comincia già in su Neolitico. Pensai che Garteddi è una dei pagubiddas de tutta la Sardegna a onde può esibire domu de Gianas proprio a entro del suo centro abitato. Ma sicuramente è sedati medioevali, cosa però significativa, cosa a onde bieso sull'ugentori per un anno di questa vita. Podotto su medioevo aressi logo Teseo. Garteddi difatti si tiene di 4 gresias. La più antica e la più importante è la gusta de Santuverdu. Santuverdu è stata avata più manco in Sannumilli. È una gresia che a Singhizzu era su stile arromanico. A intrusu biesu 3 navadas. Ma la cosa più speciale e più importante vunti spinturas che agattausu in tutto i murus. Mera spinturas vunti andata perdias, po sempre, spezia quando anti torravo a fare i subsidi. E quando vunta vendi traballus del restauro, anti boga a pillu pinturas fattas a temperas, probabilmente in su 1200, che vunti dividias in 2 parti. In sa parte a mano manca, dove vunti scenas dell'Antico Testamento, della Bibbia. Invece, senza mano diretta, teneus scenas del suo Testamento Nuovo. Scenas commenti cussa de sa creatura de Adamo, sa creatura de Eva, su peccati originali, sa boccata de Seden, Noè in sarca, sa boccidura de Abele. A s'altra parte invece sa bieusu scenas a commenti sa nascidura de Cristo, sa crocifissione. Depeso pensare che in s'antichitadi, quando sa gente vi era analfabeta, pinturas, obras de arti, in maniera generale, serbianta proprio per scolarizare e imparai
sa storia della religione cristiana, non tanti un scritto su, poi come ti sono primo, sa gente non c'era né leggi né scritti, ma grazie proprio a spinture e scene che deneuso ancora in uno scanto de Gresias de sa Sardegna, e Santo Verdo esti una de custas. Uno dei logos più spantosos della vita de Garteddi esti su Castellum Malicas, che esti stato costruito in su cucuro de un monte onde due vianta già i domus de Gianas de sa preistoria. Ma su Castellum Malicas non esti de su Mesuevo, esti stato fatto in tempus più vicinus a nos. Tutto comincia quando arrivare in Sardegna Paolo Guzzetti, uno conti de sa vita de San Greco milanese in Lombardia, e nel 1913 arriverà purtroppo in Garteddi. Si innamorerà del suo luogo e decide di fare sa domo sua proprio in pizzo de questo monte. In questo periodo s'imparerà mera su stili neogotico, e dunque bieso, anche non in Sardegna, ma in altre parti d'Italia, proprio villas e domus del Novecento che assimilano a castelli medioevali. Su Conte Guzzetti vi era un appassionato di cassa, questo è uno dei motivi che ha portato proprio in noi. Sa gente da ricorrere commenti un omini viticchetto, ma del suo cuore umano, che ha riaccabato i suoi ultimi mesi in pobrezza. Oggi, su Castello, è sa sede di una posata e tutto in giro vuole esibire un parco comunale che è stato comporato dall'amministrazione comunale di Garteddi negli anni 80. Sui margini del sopramonte di Uliana, un luogo importante per la geologia e pure per l'archeologia. Conosciuto di fatti si funti sul sito archeologico che è entro su dessa dolina de Discali, oppure su Santuario, un ragesu che è a sa sede Soscarros, sa Grutta Gurbedo che ha restituito repertus de sedadi paleolitica. Ma atteso di uno scanto di chilometri di questo sito, agattauso sa mizza del suo Gologone. Sa mizza del suo Gologone è che in Zedudas, cussa più importanti e più connota de dottus a Sardegna. Non sceso bene a onde nascere l'acqua, sceso però che essere a pillu, formando questa specie di laghetto, che a Goa si rifinza a Saccappiai a San Rio Cedrino, seguendo a Rio più umano più lungo di tutta la Sardegna. Già negli anni 80 su Gologone ha attirato uno scanto di Speleo Sub, che ha anticipato dell'ompi a Sovundu, a origini di questa mizza. In su 92 ci kendi proprio da arrivare su Vundu uno dei Spelo Sub in circostanze tragiche esti morto.
dopo sapete su 2010, quando un italiano, Alberto Cavedon, è arrenesciuto a indicare finzas 135 metri di profondità. Però noi stiamo arrivando proprio a origini, dunque può risultare che su Gologone è ancora un mistero. In su cucuru su Monte Ortobene, a più di millimetri di artaria, dove sta statua più connota di tutta la città di De Nuoro e una delle più connotas di tutta la Sardegna. Si è questione di San Redentore. È stata più di 4 metri e pesa più di 2 tonnellate. È stata fondia in 1901 a Napoli dell'artista Vincenzo Ierace in occasione del suo giubileo. Poi da bettirino in pizzusu, danti de piavai a tancheddusu e da dragai con carrus a boi. Questa statua è sa rappresentazione proprio del su Cristo torrau a nasci, che denneri in sa manu manca sa gruci. In basciusu, a sutta de su vederetto, dove esti sa gara de nuovi più. Questa gara simboleggiara s'umanidadi, che de fronti a sa potenza de Cristo esti a commenti un nuovi più. Su 29 di agosto d'ogni anno si fa di noi una festa a manna. Poco stato un dienni trummas, un vestirisi tradizionali de dotto sa Sardegna. Nugoro è connota pure con questo alluminio, Satene e Sarda. Poi noi funtinascio su personaggi importanti. Su primo è chiaramente sa scrittore Grazia Deledda che ha vinto il premio Nobel in su 1926. Ha ricordato pure artisti come Antoni Ballero, Francesco Ciusa, Giovanni Ciusa Romagna e Meda Satrus. Sa gresia dessa solidae esti sa prus pittica dessa città, ma sa pru connota e sa pru cara a tutti i nucoresus. Questa gresia nascere in su 600, quando questo vicinao vi era ancora in Susartu, e servira po' fatto viai messaius e pastorisi, che vianta devotus a suo culto de sa Madonna. Questa chiesa però è connota pure poita intrus dove esti sa tomba de Grazia Deledda. In anni 50 hanno fatto un concorso per fare tornare su corpus de Grazia Deledda e questo concorso di avvincio su artista Giovanni Ciusa Romagna. Nunca santi tornare a fare sul restauro dessa gresia. Era interessante è una senna de bronzo fatta da artista Eugenio Tavolara.
L'ollobe, asa esse commenti s'acqua e su mari, no asa cresci e no asa morri mai. Questa sa maledizioni che, secondo sa leggenda, ianta ghettao in mongiasa, quando vianta stettias abogatas de sa vita. Questa chiesti scetti una leggenda, però ho i vari realità. Difatti, sì, l'ollobe non teniri scuola, non teniri bottegas, dottori o uffizi postali. Ma l'ollobe non è una vita duenna o abbandonare, poiché due biviri genti ancora. S'atmosfera però è quella di una vita medioevale. Grazie a Deledda, ara ambientai in l'Ollove sul libro La Madre. Un romanzo che conta la storia di un amore proibito a intruso di un giovane ibreri e sa bella Agnese. Forse si può arrecorai saura peccaminosa de sa vita. Prattobello, un burgo pitticheddu in su sarto entro de su tremini dei vidas de Vonne e de Orgosolo, con cresia, scolasa e domus, onde fai bivi militarisi con le famiglie in sordo. O a su manco gusta via sadenta de su Stato italiano. In sa realidad, is cosas antandai de maniera differente. Tutto era cominciato su 27 di maggio del 1969, quando in murus de sa vita di Orgosolo anta comparire manifestos che ordinano ai pastori che lavorano su sarto del Prattobello a ci stesi su bestiame in un altro luogo, poiché in Gunisi de piantava un poligono po' sparai. La popolazione di Orgosolo sarà muovi subito. E già i 3.500 persone, a godere scante disi, hanno occupato in maniera pacifica tutto questo luogo, dove vianta uomini, femmine, beccius, giovani e pure pipius con studenti. A goa di una gira, su Stato italiano era decidi di ritirare. Dunque sarà vinci sa popolazione, che ne sparai scetti un corpo. E questa disi anta passai a sa storia come sa furria del Prattobello. Da questo momento, in Orgosolo, era cominciato su fenomeno del muralismo, cosa che oggi attira la mera turistas d'ogni anno in sa vita.
In su sartu de Vonne, accanto su passu de Caravagli, sempre stetti su tremini naturali a intrus de Sabravagia e Sollasta, e dove esti su sito archeologico de Madau. Madau esti una necropoli de dati nuragesa, con 5 tumbas de gigantisi. Sa cosa bella è che può subire proprio in noi s'adelantamento dell'architettura funeraria nuragesa a partire da sedati e su bronzo con il suo megalitismo fino all'ompi a strutture più adelantate, come proprio sa tomba centrale, questa meglio logata, che tiene ispertas, come ti può esibire, traballata ben in meta. Tutto comincia a duncas, forzesi, a sacralizzare questo luogo in su tempo neolitico, in sedati a onde doiessi sa cultura de santumiali diozeri, seso in su 4000 annantisi dei Cristo. E sa prima tomba che è agattai, in trendi in quest'area archeologica, è una tomba che è ancora megalitica, che tiene di verdasa, postas a corteddu, perdas traballadas, man mannas a meta. E due perdas in particolare tenenti proprio simbolos del neolitico, coppellas e spiralisi, che anti agattau a topu quando anti cominciau a scavare questo sito. Difatti mancai sul luogo viaggiai con notu dei pastori che venivano a noi popasci brevesi e boisi. Scientificamente su sito è stato bogao a pillu a Singhizzu degli anni 80 dell'archeologo Giovanni Lillio, un saggiuto dell'archeologa Maria Ausilia Fadda. Niente, ha cominciato dunque su scavo proprio da prima tomba che ha gattato in Summori, ma su scavo si è concentrato in sa tomba centrale. Sa tomba che è pure sa manna, sa più emblematica di tutta quest'area. È una tomba che tiene una sedra, manna mera, dunque sa questa due salas, postas a mano manca e a mano diretta, e una enna con s'architravi in pizzusu, e sa cosa particolare è che in sa soglia della tomba anti un perau sa steli centinata, dunque sa questa perda manna con sa parte arcuata in pizzusu, che superara in isprimo tumbas de gigantisi, dunque sa tanti sciusciata o forse si vi era a rutta sola e tanti torrara a ponni biesi proprio s'entrata dessa tomba. In su passadizzo può subire sa tecnica più adelantata proprio dell'architettura funeraria de sedati nuragesa, che ha gattato per manco in su 1500 annantisi de Cristo. E sapere spertas, traballaras de maniera già perfetta, che tenenti a si serrai a bello fino proprio a creare un angolo a sesto accudo. Un'altra cosa interessante è che noi possiamo subire bene i scadiras po' fai is ritualisi. Questo circolo che doiesti a s'entrata esti su chiavarrara de un focolare, un luogo onde l'archeologo Giovanni Lilliu era gattau uno scanto de stratus de Cinigiu che sicuramente era qualcuna cosa a cappiara a spassus a ritualisi. E tutto in giro dei tumbas dove vunti a trasperdas che si vunti sciusciadas de sa struttura principale. Sempre a intrus de questa tomba e usabiri lastras con coppellas. Dunque sa vunti perdas che antipicao già in uragesus, ma che iantavattu e traballau i uomini che già viviano a noi e stanno i neoliticus. Un'altra cosa interessante che sapere è sa parte di Appallas che regorara tumbas che non funti in Sardegna ma in un'altra isola importante del suo Mediterraneo.
Esubiu duncas primo sa parti ainantisi, con sesedra e s'intrada, e poi bieus sa parti de a palas. Si biri bene proprio s'absidi, fatta dubiesi con perdas traballadas, sagomadas. Sa cosa speziali de questa tumba è chi assimbilata meda a tumbas de su propriu tempus che agattaus in s'isula de Minorca, in i Balearis, in Spagna duncas. In s'isula de Minorca, sempre in città de Sobrunzu, dove era un'altra civilidade. Sa civilidade talaiotica, chi bigara su nomini dei stalaiot, chi funti durrisi assimilantisi meda ai nuragisi. E dove funti pure stumbas, chi dinanta navetas o naus, poitta sa forma assimilara proprio a questa dei naisi. Chi biesi di fattisi a Carasa, questa due strutturas, si biriga proprio su s'origini esti sa propria, dove funti uno scanto de studiosos chi ipotizzant che sa civilidade talaiotica andienidi de questa nuragesa. Non depeso scaresce di fattisi che ancora in edadi a romana s'isula de Minorca venire a zerriara ancora commenti s'isola de Nure o de Nura. Dunque sa similitudine con su vuedu nuragi esti abbastanza raro. A s'inizio degli anni 90, a goa di una segnalazione fatta alla soprintendenza archeologica po sgavus de clandestinus, i archeologus anta a portare a sa luce cussu chi oggi è considerato come uno dei santuari più belli e più mannus de tutta sa Sardegna. Sia su questione del santuario nuragesu de Gremano, un luogo di spanto a intrus de novadenti de Chercus in su comune de Vonne e accanto a San Riu Gremano. La storia di questo luogo è longa, comincia già in su 1500, quando doveva scegliere una pidicedda con uno scanto de barraccas, e in città de Suverro, a partire da su 1000 a.C., era divenne un santuario onde con una certa sicurezza divenivano genti de tutta sa Sardegna. Tutto questo luogo è sprazio in due parti, una in basso, dove doiesti una struttura che imperanta a commenti laboratorio metallurgico, uno dentro a Megaron, uno de menos lungo più di 30 metri e in pizzus invece a doiesti sa parte dedicata a su culto del sacco. In Gunisi esauiri s'unico acquedotto de dati nuragesa agattau finza Seimoi. Questo dell'acqua però non è l'unico culto che fa di ante nuragesus, poi dove è pure questo del suo fuoco. E mentre il culto dell'acqua è rappresentato dai spuzzu sacrus, questo del suo fuoco invece è rappresentato dai templus a Megaron. Vunti edifici di forma rettangolari, divisi in due o tre parti e tenivano una crovettura a doppios pioventi, a onde a intrus forse si doveva una sacerdotessa, che era in Gunisi proprio per controllare su fuoco. Fuoco e acqua sono elementi differenti,
ma in tutte le religioni paganas e antigas vunti cultualizaus. In tutta la Sardegna conoscesu prusommancu 50 temprus a Megaron, su primo e setiu scrovettu in Sabidda de Serre Orrios, in is annus 20 des archeologu Doro Levi. A Gremanu, però subiri, uno tempra a Megaron chi tecnicamente è zerriau in antis, poiché tenere due bracci a singhizzu biesi, sempre di forma rettangolare. Su Pellegrino, che l'ompiada dessa parte alta del suo santuario, de Piera entra in noi, ma si frimai in sa prima parte, una specie di anticamera. Nosu in moi sapere sa parte prus interna. E una volta che io ho superato questo muro, che depiera separai proprio su luogo dove si depiera Zezzi su Pellegrino, entravo in questo che è su Sancta Sanctorum del suo tempio. I muri, come ti biesi, funti fatti con perta di granito e in mezzo dove è ancora terra. Finza a uno scanto di anni a oggi, potesse esibire ancora sa fardassamento, chi accarraggiara tutto il muro. Ma chi questo tempo è dedicato al suo fuoco, dusceso pure grazie a questo focolare, che tiene una forma rettangolare e che è stato fatto con perdas de tracchitti. Questa perdas de tracchitti in arribanta de sa baddi de sudirso, dunque su questione di manco 30-40 km di distanza. In oggi dove erano fuoco, forse si potesse considerare i sacerdotessa nuragesas che i vestalisi de sedati romana. E questa perdas de tracchitti fianta accappiatas su una a s'altra ponendo grappas de argilla. Noi ci vorremmo subire proprio s'invito, biesi proprio su stampo, a un disarcheologus anti agattao s'argilla. Poi s'argilla e non invece un metallo, commenti su Brumbo, che è agattao in altro locus. Poi scelta già i spamporisi. Su vogu era sciolli su Brumbo, invece s'argilla si intostara di bruso e dunque su vogolari poteva avarrai intatto. E usagattao pure uno scanto de brunzettus a intrus dei temprus a Megaron che rappresentano proprio sacerdotessas nuragesas. In su tempru de Demurgia Esterzilis archeologus hanno agattau un brunzittu che rappresentara una femmina che era una sacerdotessa che tenere un cappetto umano a punta e in sa mano manca tenere una fiamma. S'altra parte del suo santuario, sta è questa dedicata al culto dell'acqua, e si già in su cucuro del su monti. Nosu è fatto una camminera entro su padenti, pondi lompi, ma in età di nuragesa, tutto questo cammino cominciara de bascius, a Palamiasa, a onde dove vi era una scalera manna, in moisi 25 gradonisi. E sighiera, poi su Pellegrino, de Piera Sighiri, a Arziai, a mano diretta, dove è ancora su muro, che depperi accortilai tutto su puzzo con sull'acumanno. E ainanti a me, dove è un altro muro di granito, che serviva po' frimai tutto isfranasa che in derribanta dessa parte alta. In moi però bieusu s'amizia a un di bessere ancora s'acqua.
e se arribato su in pizzusu. Questo è su muro che deppi con tennis franasa e noi già invece sapore subire una perda de basartu che è traballata bene in meda e chi tenere a intrusu sa mizza, sa bena de un di bessiri s'acqua. Ma quest'acqua veniva incanalata, poiché proprio noi, gli archeologi, anti agattau, questo che è stetio nomenato come l'unico acquedotto di tutto sedato in Uragesa in Sardegna. Danti scrovetto, proprio sgavendi in questo punto, dove punti verdas con una canala a intrusu, s'acqua veniva incanalata e portare ad esavere a intrusu del suo puzzo sacro. Su Pellegrino però deppiera seguire questo percorso, camminando noi, e arrivai a Goa proprio in suo puzzo sacro. Dunque, de Samizza, s'acqua veniva incanalata a intrusu del acquedotto e di bessiera di noi, questo è uno stampicetto ancora per subire proprio i guttas dell'acqua, i stidius. E noi ci dovrà il suo puzzo sacro. Chiaramente de peso pensai che in età di Nuragesa vi era carragiato con Sadolos e s'acqua seguirà su cammino su. In oggi di fattisi doiesti tutta una canala traballata ben in meda, de perdas sempre de basartu, con in pizzusu perdas de tracchitti e ancora in pizzusu perdas de schistu. Per subire ancora proprio su cammino de s'acqua che sigiri per uno scanto metrus in questa canala e a inghizzara proprio sa descenza che da Bettiera a Finzas a Sarrio e Gremano. E accanto ad esso puzzo doiesti un'altra struttura, un vascone fatto con perda de tracchitti che sti traballare in maniera perfetta. In oggi per subire proprio chi con una perda unica antifatto sangulo. Poitta in noi sa tappa successiva a suo puzzo era proprio a Sinciponni, in oggi intrusu con s'acqua, forse si può sisanai, forse si può cominciare una parte no dessa vita. Un pago commenti fesu ancora oggi con sabbattiatura in sa religione cristiana. Mera sperdas, funti andata perdias, atras funti postas in noi, allogatas mancai un restauro che era ben in subenitori. Però sa cosa importante è comprendi chi pure poi spaganus, pure poi in uragesus, s'acqua e meda rituali che veso ancora oggi non scetti con su cristianesimo, forse di lompinti de cussus tempus. Arrimata su Vasconi doiesti un'altra baracca de forma circolare con dunubamento fatto de verda e a intrusu doiesti uno stampo, una spezia de puzzu. Un puzzu che però non depiera con tennis acqua, poiché in oggi non arrivara. Is archeologos di fattisi anti agattau in oggi una spezia de scrisoju con a intrusu stoccusu, arrogusu de gannacasa fattusu con pasta de imbirdi. Forse sì, vi era un l'assido fatto da un pellegrino, forse sì, questo pellegrino gli ha ottenuto sa grazia e gli ha deciso dell'assai un dono. La parte finale del suo percorso su Pellegrino accabbarà proprio in noi. Questa è una delle strutture brumannas di tutto il santuario. È una baracca di forma circolare con subamento di perda di granito. Nasce però
commenti baracca civili, poiché tutto sabidda non nascere in su primo momento a commenti bidda sacra. Però in sedade su verro, quando si già spaccendi sa civiltà di Nuragesa, medalogos fu orientata in templos, in santuarios. In oggi Itacadiada. Su pellegrino depiera pediri sta realizzatura di un brunzitto che depeso considerai a come una specie di ex voto, a goa chi gli pedì una grazia. In questa struttura, gli archeologi hanno agattato un muro, plus o manco in sa parte centrali. Questo muro fu fatto con perdas di 3 colori differenti, su basarto nieddu, su graccari arbu e sadracchiti de colori a rosa. In prusu, in sa parte finali de questo muro, dove era sa rappresentazioni de mensolonisi de nuragisi. E in sa parte proprio de vizzusu, dove era ispadas sticchias in isperdas. Su pellegrino però de Piera parra in noi. Questo era una sorta de tremini a entrusu de su spazio pubblico e su spazio sacro. Chi gusta viera una specie di logo vai brunzitus o spadas, dunque sono un laboratorio di un metallurgo, duscieus grazie a su fatto che gli archeologi hanno agattato arrastus proprio de funditura e dove è una perda de graccari, questa de forma circolare, con una canala che serviva proprio per fundi brunzitus o atrasainas. E in prusu antiposto perdas de granito in sa parte bassa proprio per cercare di evitare che sa gallentura su calori andesseri a andisciusciare su muro. L'astima che in gli ultimi anni, specie che questa struttura è stata portata a luce, i vandalos anti-sciusciao già tutto su muro e sperdas prus traballaras, queste che non funte rinescius a sarbai, fianta già portatas in altri luoghi o comunque furadas dei stombarolos. In sa puntata ieri, esa cominciò su biagiu dessa regione del Montiferru, in sa parte centro-occidentale dell'isola. In Gunisi, ho fatto visita a primo a sa Gresia de Santa Maria de Bonacatto e a barrendo in su Montiferru ho visitato le spendulas de sos Molinos a Santo Lussurgio. E sempre in Gunisi, sa Gresia medievale su Burgo de Santo Leonardo. Si osarziao sagoa in sa città di Tattari, po biri sa vuntana de su Roseddu, i murus medievalisi, sa Piazza Italia con il monumento su cosa sua e sa Gresia barocca de Santo Nicola. Su biagiu nostru e seguiu con sa città di Porto Torres, s'antica Turris Libissonis, po biri domus de Gianas de su crocifisso mannu e sa Gresia romanica de Santo Aingio. Po accabai e ho fatto tappa a sa città di Cadelana de Salighera, po biris bastionisi, Saseu e sturrisi po Samparu de sa città. E ho spacciato su cammino con sa visita de su paese de Fertilia, fondato in su periodo fascista e caratterizzato ancora sa mera de edifici con sa architettura razionalista. Po questa puntata è tutto. Si saluraus, si torraus grazias e si cumbiraus a si seguire in sa prossima puntata.
Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22, del su 2018, articolo 22.